Lutto a Favaro Veneto per la morte del 59enne caduto ieri mattina da una parete di roccia nel Bellunese. Si faceva ben volere da tutti, è il ricordo della comunità. Ed è morto stamane, colto da infarto, il cinquantenne che sabato scorso aveva lanciato dei petardi chiodati contro poliziotti e militari all'aeroporto di Tessera. Il malore proprio mentre era a bordo del lancione che lo stava portando in tribunale. Presi i vandali che si divertivano a danneggiare le auto a Mestre e dintorni. Sono un minorenne italiano e un moldavo ventenne. L'ultimo raid in via Cardinal Massaia. Lavoro e futuro incerti sulla gestione e la manutenzione del Mose. Giovedì i sindacati saranno ricevuti dal prefetto di Bari per avere delle garanzie. Conto alla rovescia per la notte dei Foghi. Da oggi aperte le prenotazioni per le rive più vicine al bacino di San Marco. Fino a mercoledì sarà consentita unicamente ai residenti. Successo di pubblico per la 3 giorni di concerti di Laura Pausini a Venezia, nonostante le polemiche per i decibel e il distacco di intonaco, mentre a Mestre è tutto pronto per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. Venezia e il vino, un rapporto consolidato nei secoli e che si rinnova nell'evento annuale dedicato alla scoperta delle denominazioni del territorio veneziano. Buonasera, eccoci in diretta, ben ritrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Prima di cominciare con i servizi, come sempre, oggi è lunedì, vi sottopongo il nostro sondaggio in vista poi di Ring, la prima serata d'attualità politica di Antenna 3. Allora vi chiediamo questa sera, cosa ne pensate di un eventuale terzo mandato per il Presidente del Veneto, Luca Zaia? Per rispondere di sì, 0422 1626 691, per rispondere invece di no, digitate lo 0422 1626 690. È sufficiente, come sapete, digitare i numeri, poi vedremo l'esito di questo sondaggio, le vostre opinioni questa sera in prima serata, come detto, dalle 21:15 a Ring. Ora andiamo alla cronaca, perché è lutto a Favaro Veneto per la morte del 59enne Stefano Cattelan, caduto ieri mattina da una parete in montagna mentre faceva roccia. È una notizia che ci ha profondamente scosso, siamo molto vicini alla famiglia, vogliamo mandare un messaggio di cordoglio e di vicinanza e porgere le nostre più sentite condoglianze. È una tragedia. La comunità di Favaro Veneto è scossa per la morte del 59enne Stefano Cattelan, caduto ieri mattina da una parete di roccia in Valle di Schievenin nel Bellunese. Un luogo frequentato dagli appassionati di arrampicata. Verso le 9:20 la centrale del 118 è stata attivata da alcuni alpinisti che si sono imbattuti nel corpo di Cattelan. Sul posto sono giunti l'elicottero di Treviso, una squadra del soccorso alpino e i carabinieri di Feltre, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo una prima ricostruzione, Stefano, che avrebbe compiuto 60 anni a settembre, potrebbe aver compiuto un errore di manovra che gli è stato fatale, cadendo e sbattendo la testa sulle rocce. La parete è alta 20 metri, ma non essendoci testimoni non si sa da che altezza sia precipitato. Era una persona che frequentava spesso la montagna, erano delle sue passioni assieme agli animali. Insieme ad alcuni parenti, infatti, gestiva il negozio 1000 Amici di via Don Tosatto a Mestre. Ci rifornivamo nel suo negozio con il materiale per gli animali, insomma era sia io che mia zia che altre persone di Favaro, quindi era una persona che si faceva ben volere. I carabinieri hanno accertato che si è trattato di un incidente, tanto che la parete è stata subito riaperta. Cattelan lascia la moglie e il figlio che si trovavano nelle Marche per partecipare al matrimonio di alcuni amici. Ed è morto questa mattina, colto da un improvviso infarto, il cinquantenne che sabato aveva lanciato dei petardi chiodati contro poliziotti e militari allo scalo Marco Polo di Tessera. Il malore improvviso proprio mentre era a bordo del lancione che lo stava conducendo in tribunale. È morto questa mattina, prima dell'udienza di convalida dell'arresto, il cinquantenne di origine brasiliana, residente a Montebelluna nel Trevigiano, arrestato sabato scorso dopo aver lanciato alcuni petardi all'esterno dell'aeroporto Marco Polo di Venezia. Sarebbe morto per un malore, un infarto improvviso che non gli ha lasciato scampo. Secondo quanto si è appreso, il cinquantenne stava per uscire dal carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia per essere portato all'udienza di convalida in tribunale. All'improvviso si è portato
portato una mano al torace ed è caduto a terra. Inutile il tentativo di rianimarlo con il defibrillatore e il medico del SUEM non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sabato scorso l'arresto, dopo che aveva lanciato i raudi chiodati anche contro poliziotti e carabinieri e dopo che i militari e gli agenti lo avevano bloccato e gli avevano trovato petardi confezionati con i chiodi sia addosso che nell'auto e in casa. Oggi la sua morte, proprio a poche ore dall'udienza di convalida in tribunale, in seguito ad un malore risultato fatale. A Mestre invece sono stati individuati i vandali che si divertivano a danneggiare le auto del centro cittadino. Si tratta di un minorenne italiano e di un ventenne originario della Moldavia. Io sinceramente ho paura a muovermi in questa zona. Un risveglio amaro per 15 famiglie di via Cardinal Massaia a Mestre che si sono trovate le auto, altrettante auto danneggiate da una coppia di ragazzini, per la verità un minorenne italiano e un ventenne moldavo, che passavano il tempo a vandalizzare appunto queste auto in sosta. I due vandali si divertivano a rompere e staccare i tergicristalli, a danneggiare gli specchietti e pure a rigare le carrozzerie delle vetture. Episodio della scorsa settimana tra martedì e mercoledì, con i responsabili fermati dagli agenti delle volanti. Subito sul posto, grazie alla chiamata dei residenti al 113. Non è la prima volta che accadono atti vandalici del genere, dicono i cittadini esasperati. Per fortuna ho il garage, è proprio una fortuna. Certo che il disagio sociale esiste. Residenti che qui in via Cardinal Massaia, contro radii sbandati, adottano soluzioni creative e fai da te, perché, aggiungono sconfortati, denunciare non serve a nulla. Per esempio, vede qua, lasciate aperta, adesso lascio aperta anche la serratura, tanto vado a bermi un aperitivo e dopo torno, sto qui 5 minuti e la cosa mi preoccupa fin là. Qui in questo angolo di Mestre, a 2 passi da Piazza Ferretto e Piazza Barche, gli atti vandalici sono addirittura seriali, sbotta la gente del posto. Ma per me è diventata una zona pericolosa, sicuramente più la sera, però di giorno, cioè, se si ha paura la sera non è che il giorno si sta tranquilli, ecco, e comunque i negozi chiudono, comunque è una zona un po' lasciata a sé. Insomma, tra degrado reale o percepito poco cambia, qui si parla di un vero e proprio allarme sociale, spiega quest'altra residente. Ormai è arrivato di tutto qui. Un ragazzino che prendeva una sedia, si metteva a vendere droga proprio qui, alle case di Ferrovia, è stato scoperto, sparito tutto, è arrivata la polizia. Io vedo tutto il movimento che c'è al di là, verso queste benedette case di ferrovieri, dove succede di tutto. Con le panchine del centro, contro il degrado qui sono stati rimossi anche i bidoni gialli della raccolta degli abiti usati. E Venezia è tra le città prescelte dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per svolgere pattugliamenti congiunti con omologhe forze di polizia di paesi stranieri. Pattugliamenti speciali a Venezia da parte dei Carabinieri e della Guardia Civile spagnola. L'iniziativa, avviata sabato scorso ma collaudata da anni, permetterà ai turisti di lingua spagnola, in questo caso, di usufruire di un ausilio linguistico grazie a un militare della Guardia Spagnola che pattuglia le calli veneziane insieme ai colleghi dell'Arma. La Guardia Civile è una forza di polizia a statuto militare con cui i carabinieri sono legati da rapporti di cooperazione e risalenti nel tempo, rinsaldati anche grazie alle esperienze maturate in numerose attività condotte fuori dai confini nazionali. Non solo, quest'anno il monastero di San Zaccaria, sede del comando provinciale dei carabinieri, ospiterà anche un rappresentante della Gendarmeria Nazionale francese in agosto e uno della Guardia Nazionale Repubblicana Portoghese a settembre. Ora parliamo invece del futuro incerto del Mose in quanto a gestione e manutenzione. Giovedì i sindacati dal prefetto di Bari per chiedere su questo delle risposte. Vogliamo chiarezza sul futuro di 250 lavoratori oggi occupati nel consorzio Venezia Nuova, Comar e Tetis, su quale sarà il loro destino, su come mai ancora oggi non c'è la nomina del presidente dell'autorità per la laguna, che è un ente essenziale per la manutenzione e il funzionamento della laguna stessa e della salvaguardia della città. Per questo giovedì i sindacati incontreranno il prefetto di Bari. Il lavoro e il futuro sulla gestione e la manutenzione del Mose sono incerti e da troppo tempo si attendono risposte che non arrivano.
I lavoratori rischiano di finire nella liquidazione del consorzio, rischiano di restare senza reddito e senza occupazione da qui a 12 o 24 mesi. Quindi da questo punto di vista rischiano di essere liquidati al termine dei lavori. Noi invece crediamo che non solo ci siano professionalità importanti, ma non sia assolutamente accettabile che vengano altri soggetti a gestire un percorso che invece sta determinando la qualità e il funzionamento dell'opera stessa. A questo si aggiunge la possibile cessione di Tethys, una delle società che opera nel sistema MOSE. Questa settimana abbiamo sentito che c'è la possibilità che venga ceduta, noi invece crediamo che lì dentro ci siano professionalità importantissime che vanno salvaguardate e mantenute all'interno della futura autorità per la laguna. Per questo auspichiamo che il prefetto ascolti le organizzazioni sindacali, ascolti i lavoratori e convochi ad un unico tavolo soggetti istituzionali come il Ministero, la Regione e il Comune, perché venga fatta chiarezza sul futuro dell'opera a salvaguardia della città, ma anche a salvaguardia di chi l'ha costruita, definita e continua a fare in modo che possa salvare la città. Intanto la tecnologia satellitare entra a pieno titolo nel sistema telecomunicazioni del MOSE. Il commissario straordinario Spizza ha firmato un accordo con Telespazio che consente di attivare le comunicazioni tra le bocche di porto durante l'operatività del MOSE a partire da settembre e per i prossimi 24 mesi. Sarà poi realizzata una rete di monitoraggio con tecnologie di comunicazione basate sui satelliti in orbita bassa per verificare in ogni momento il corretto funzionamento del sistema. Il Patriarcato di Venezia ora ha erogato una donazione di 60.000 euro per contribuire alla ricostruzione del seminario di Vorzel in Ucraina. Il Patriarcato di Venezia contribuirà con una donazione di 60.000 euro alla ricostruzione del seminario di Vorzel in Ucraina della diocesi di Kiev. Lo ha voluto in prima persona il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, dopo alcuni colloqui con il vescovo ausiliare di Kiev per capire di cosa ci fosse bisogno. Nell'aprile dello scorso anno il seminario era stato colpito 2 volte dai missili russi e poi anche saccheggiato. Come vediamo da alcune foto concessaci dal settimanale diocesano Gente Veneta, Vorzel è un piccolo centro urbano ucraino colpito in maniera tragica e pesante dal conflitto. Spiega il vicario per gli affari economici del Patriarcato di Venezia Don Fabrizio Favaro, anche rettore del seminario veneziano e della Basilica della Salute. Nell'ambito del sostegno all'emergenza ucraina, oltre all'impegno nella prima emergenza, era già chiaro nella nostra diocesi la volontà di aiutare la ricostruzione. Ci siamo rivolti alla diocesi cattolica di Kiev per chiedere qualche progetto di ricostruzione e ci hanno proposto di contribuire a restaurare la cappella del seminario della loro diocesi. Ci è sembrata una bella iniziativa opportuna per aiutare la ripresa non solo materiale ma anche spirituale del popolo ucraino. Con questo contributo sarà possibile realizzare e arredare la cappella, centro e motore spirituale della vita del seminario. Avendo ricevuto attraverso donazioni di privati dei fondi per opere di carità, il Patriarcato ha deciso di destinare queste risorse per un intervento a favore dei cristiani in Ucraina. Ci troviamo a nord-ovest della capitale, tristemente nota per essere stata teatro di numerosi massacri ed eccidi violenti a danno della popolazione civile da parte delle truppe russe. Ora, grazie a questo contributo da Venezia, parte la ricostruzione. Ora qualche istante di break, poi parleremo di Redentore. Di nuovo in diretta con l'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3 e dunque parte il conto alla rovescia per la notte del Redentore. Da oggi sono aperte le prenotazioni per le rive più vicine al bacino di San Marco. La festa del Redentore rinnova anche quest'anno la sua tradizione di rito collettivo vissuto da acqua e da terra. Naturalmente il culmine dei festeggiamenti saranno i 40 minuti in cui 6.500 fuochi d'artificio illumineranno il bacino di San Marco dalle 23:30 di sabato 15 luglio. Ma le celebrazioni inizieranno alle 20 di venerdì con l'apertura del ponte votivo dalle zattere alla Giudecca da parte del sindaco e del patriarca.
tanta voglia di divertirsi, di rispettare le tradizioni, di porgere un saluto ovviamente all'aspetto religioso e quindi visitare la chiesa del Redentore, e dall'altra parte però festeggiare con i fuochi, con le tavolate, con le barche. Ecco, per tutto questo c'è una grande macchina organizzativa che è in campo, e vi invitiamo a cercare tutte le informazioni sul sito internet. Il sito da consultare è www.redentorevenezia.it. Replicando il sistema degli ultimi anni è infatti previsto il contingentamento del pubblico per garantire una distribuzione omogenea degli accessi nelle aree prossime allo spettacolo. Ci si potrà prenotare sia per i posti per gli ormeggi delle imbarcazioni, e qui vedete la consueta mappa che suddivide gli ormeggi per tipologia di imbarcazione, ma anche lungo le ride della Giudecca, delle Zattere e del bacino di San Marco, da Piazza San Marco fino all'Arsenale, ci si dovrà prenotare. Ogni sabato precedente la terza domenica di luglio il Redentore celebra la fine della peste che tra il 1575 e il 1577 provocò la morte di oltre un terzo della popolazione di Venezia. Come ex voto, il 4 settembre del 1576 il Senato della Serenissima scelse di erigere una chiesa a nome del Cristo Redentore. Il 20 luglio del 1557, per festeggiare la fine della peste, fu costruito per la prima volta un ponte di barche, e per permettere ai veneziani appunto di raggiungere in processione il luogo in cui stava sorgendo la nuova basilica alla Giudecca, la Basilica del Redentore. E da quel giorno la promessa fatta non si è mai interrotta. Chiusa con successo invece la 3 giorni di concerti di Laura Pausini a Venezia, nonostante le polemiche. Ora al Parco San Giuliano si attendono i pinguini tattici nucleari. Ciao! Marco se n'è andato e non ritorna. L'acqua alta e la pioggia non hanno fermato Laura Pausini e nemmeno i suoi fans. La 3 giorni in Piazza San Marco si è conclusa ieri sera con un enorme successo di pubblico che, come le precedenti, ha registrato il tutto esaurito con 5.000 spettatori e 1.200 persone sedute ai caffè della piazza. La cantante ha celebrato l'avvio del suo tour mondiale attraversando, in occasione proprio della serata finale, la piazza con un'entrata trionfale, passando in mezzo ai fans vestita di rosso con fiaccole LED. Benvenuti a Laura Venezia. Non c'è discussione. Molti commenti positivi sui social, non solo da parte del pubblico ma anche di rappresentanti politici, in primis il sindaco Brugnaro, che ha elogiato le performance dell'artista. Non sono mancate nemmeno le critiche, come chi ha voluto evidenziare la potenza dello show, soprattutto dopo la segnalazione di distacco dell'intonaco arrivata venerdì da un commerciante allarmato per la potenza dei bassi durante le prove. I tecnici però non hanno rilevato cedimenti riferibili al concerto, tant'è che non è stato necessario allertare i vigili del fuoco o l'ARPAV come accade solitamente in questi casi. Ora la palla passa al Parco San Giuliano a Mestre, da dove venerdì partirà il tour dei pinguini tattici nucleari. Ora parliamo di Venezia e il vino, un rapporto che si è consolidato nel corso dei secoli e si rinnova nell'evento annuale dedicato alla scoperta delle denominazioni del territorio veneziano. C'è una grandissima storia, Venezia ha una grande tradizione sia di produzione lagunare ma anche ovviamente di grande commercio. Venezia è il vino, anzi la Serenissima è il vino. Dal convento dei Carmelitani Scalzi, dove si è svolto l'annuale incontro delle denominazioni del territorio, il presidente del Consorzio Vini Venezia, Giorgio Piazza, traccia una storia di coltivazione, commercio e consumo che ha attraversato i secoli. Soprattutto dopo la quarta crociata del 1204, la incompiuta con cui il doge Dandolo, no, se non ricordo male, Enrico Dandolo scoprì la malvasia, insomma, e quindi questo vino prezioso che veniva esportato in tutto il mondo allora conosciuto, che fu una delle fortune di Venezia assieme a tutta la partita delle spezie, delle lane, eccetera. Già Plinio il Vecchio tesseva le lodi dei vini coltivati 2000 anni fa lungo la costa veneta. Se poi si considera che in alcune zone del Veneto sono stati rinvenuti dei vinaccioli risalenti all'età del bronzo, più o meno 4000 anni fa, non desta certo sorpresa che il vino abbia intrecciato un saldo rapporto con la Serenissima.
A Venezia si coltivavano i vitigni che erano legati alla tradizione, quindi erano arrivate dal sud del Mediterraneo le malvasie, quindi si coltivava la malvasia, c'era una presenza importante anche in laguna dal Medioevo in poi anche del famoso vin d'aviaio, ovvero sia del Raboso, per la sua capacità poi di seguire i veneziani nella navigazione, perché era un vino molto robusto, di buona gradazione e quindi di grande capacità a conservarsi bevibile. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Tra poco come sempre l'edizione di Treviso, ma subito le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica ancora non molto forte, con conseguente locale instabilità. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 4 luglio. Sul Veneto inizialmente tanto sole ovunque. Dal pomeriggio sarà più variabile sulle Alpi, con occasionali piogge che col passare delle ore si incammineranno in forma irregolare e imprevedibile verso la pianura. Temperature stazionarie, minime tra 16 e 21 gradi, massime tra 26 e 30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo copertura nuvolosa più consistente sulla zona montana, dove saranno possibili piogge e rovesci sparsi intermittenti, fin verso le pianure limitrofe. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, massime sui 28-29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non mancheranno ampi spazi soleggiati, specie al mattino, alternati però ad annuvolamenti con temporali al pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 17 gradi, massime sui 29-30 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino.